Waiu, 31 dicembre 2023, un altro anno è finito, però prima vi volevo dire grazie, vi volevo dire grazie perché mi avete regalato un anno veramente ricco di belle cose, di soddisfazioni. Non mi sono preparato nessun discorso, lo sapete, nei miei video sono veramente tanto spontaneo e voglio esserlo anche in questo ultimo dell'anno. Non mi sono mai prefissato tanti obiettivi, ok, da quando ho cominciato sui social, da quando ho cominciato a fare web, però in questo anno, che è proprio l'anno in cui ho voluto riprendere il mio percorso su YouTube, mi avete regalato delle emozioni che comunque non dimenticherò mai. In quest'anno basta pensare che da zero siamo arrivati a oltre 40.000 iscritti, quindi ci farei un applauso da soli. Ma anche sugli altri social, insomma, mi avete riempito di attenzioni, di supporto, di sostegno, e quindi veramente voglio dirvi grazie ad ognuno di voi. È una bellissima cosa comunque condividere con voi tanti miei momenti, tante esperienze che vado a fare, che siano personali, che siano di gruppo, che siano calcistiche, che siano derivanti da questo percorso, e quindi vi dico ancora grazie. E in quest'anno così bello, intenso, divertente di YouTube voglio anche menzionare, citare, ringraziare alcune persone che per me sono state importantissime dal punto di vista umano proprio. E voglio ringraziare Shale, voglio ringraziare Chef Franco, voglio ringraziare i Fuse, che sono diventate delle persone, sono sincero, molto molto importanti della mia vita. Basta pensare al fatto che non ci sentiamo e non ci vediamo soltanto per contenuti e quindi per attività lavorative, ci vediamo anche extra lavoro per prenderci insomma di momenti nostri e per parlare anche di cose per noi importanti. Volevo ringraziarli così anche pubblicamente, sanno quanto per me sono stati e sono importanti, fanno parte del mio 2023, fanno parte di questo mio anno, fanno parte del mio ritorno su YouTube e fanno parte della mia vita. E quindi come non citare anche il Napoli YouTube, che per me è diventata una seconda famiglia. Non sto qui ad elencare tutti i nomi, li conoscete tutti, siamo veramente molto molto uniti, molto affiatati. Voglio bene a tutti quanti, veramente abbiamo un bellissimo rapporto non soltanto in campo ma anche extra campo, e quindi anche loro hanno segnato e segnano una parte importante di questo percorso. Un bacio a tutti quanti. E in questo giorno così particolare ovviamente voglio farvi tanti auguri di fine e buon inizio anno a tutti quanti, e soprattutto alle persone che comunque non se la stanno passando bene nell'ultimo periodo, alle persone che hanno perso un caro in questo periodo. Vi dovete fare tanta forza per qualsiasi cosa, magari uno sfogo, insomma io ci sono. Spero che questo video possa piacervi e passiamo subito quindi a questo ultimo giorno dell'anno con Andrea, Fuse Game. Andre! Anto! Andre! Giova! Andre, ci rivediamo dopo il Gran GS. Ciò che non scoprirete mai, insomma, cosa vuol dire GS. Andre, ci dobbiamo raccontare un sacco di cose. Sì. Perché diciamo non ci vediamo da una settimana e qualcosa. giorni, sì. Sì. 8-9 giorni. Andre. Sì. Andre. Un grande abbraccio. Fake, insomma. Ci risiamo. Un abbraccio fake. Aspetta, allora metti un attimo il telefono qua. Qua. Sì. Sei sicuro stai registrando? Penso. Vabbè. Diciamo che non si mantiene. Che cazzo si mantiene? Diciamo che non si mantiene, insomma. Come ce la fa? Così vedi se si vede. Come vedo, Andrea? Impossibile. Vabbè, la faccio così con la mano. Vai. Facciamo un regalo No, ne vedo. dall'America. Veramente. Sì. Come? Io non sapevo un Vai, cazzo. prendi. No, non ci credo, avete fatto il regalo. Sì, però ci sta un regalino, un pensierino. E allora mantieni tu, no, perché voglio che questa parte si vede bene. Sono ben due, chissà perché. Wow, è pure bella. Visto com'è bella sta maglietta? La Kit sicuro ci piace. Pure la qualità, Pepsi. C'ho due maglie, insomma, per me e per la mia dolce metà. No, perché sono io la dolce metà. E quindi Roberta fatta fuori. Wow, bellissimo. Quindi per me per Ma me. guarda qua, soffichi tipo sti cosi qua che sembrano tipo a jeans, capito? Davanti. Sì. Infatti ho detto la qualità pure. Cioè, Vabbè, come se gliela fa? vuoi dare a Roberto poteva fare 1-1. Io in realtà ho detto, vabbè, la prendiamo perché così. No, perché allora abbiamo io e te abbiamo per il momento uguale una maglia, che è quella là Sì, quella che là. compriamo per il mio video, diciamo. E mo pure questa. Allora, questa penso che è la mia M, giusto? Sì, ho detto. Ma no, adesso vedo delle taglie tipo LG sta scritto, non so. Boh, non so. Vabbè, poi vediamo. Wow, bellissima, l'ho fatto con te, bravo, grazie. Facciamo auguri di buon Natale. Ragazzi, mi piace? A me sì. È figa. Sì. Aspetta, Pepsi? da zoom.
Diciamo Pepsi Cola. Ice cold. Cosa cazzo vuol dire ice cold? Freddo. Freddo caldo. Ah no, freddo caldo. Ice. No, ice. Cold, scusa, non è... No, cold è freddo. Quindi freddissimo. Ah no, freddissimo è ice cold. Ah, sono troppo forti. Ah, bello. Vabbè, questo dobbiamo aspettare soltanto il periodo estivo Sì. per sfoggiarle in loro assenza. Andrea, in loro, cioè, sto dicendo in loro, quindi posso ufficialmente dire in loro. Ho visto, diciamo, Vabbè, perché diciamo ho visto delle scene che poi tra l'altro, vabbè, Giovanni sapeva. diciamo, tutto, insomma. Giovanni sapeva tutto. Ma infatti allora non vedevo l'ora di vedere, io poi te lo scrivevo su WhatsApp, non vedevo l'ora di vedere poi come sarebbe venuto effettivamente il video, perché La sorpresa a Giuseppina. sì, perché c'è tutto quello che c'era dietro, lo conoscevo, però non sapevo poi effettivamente il video come sarebbe venuto. È venuto uno spettacolo. Allora ti mandai una foto proprio appena vedi l'ultimo video. Diciamo la metti. Sì, con le lacrime, cioè avevo gli occhi lucidi e i brividi, perché cioè, non ti ho mai visto, posso dire così, come stavi in quel video. Cioè come stavo secondo te? Troppo contento. Sì. Sei proprio felice. Cioè si vede proprio, sai, lo sguardo di quando l'aspetti, la stavi aspettando da un sacco di tempo. E quindi la conosceremo, insomma, per video epici. Roberto conosce Giuseppina e... Lo volete? Allora fateci sapere se volete l'incontro. Secondo me sarebbe un incontro epico. Sì. Che Roberta pure lei fa parte del web. Roberto, sì. Roberto. Sì, Solo che la vabbè. taglio fuori. Comunque, vabbè, a parte gli scherzi, ringrazio Giovanni. Questa è anche oltre, cioè la maglietta è una cosa simbolica. Però ti ringrazio perché comunque mi sei stato vicino nel momento, penso, più difficile della mia vita. Come fa Magliagni stamattina in da sta maglia? Diciamo è vero però ragazzi, cioè nel senso c'è stato un periodo abbastanza buio dove Giovanni, capito, io gli raccontavo ogni giorno le cose con Giuseppina che non, diciamo, erano finite. Però piano piano poi col tempo si sono aggiustate e praticamente ce l'abbiamo fatta. Esatto, ho detto ce l'abbiamo fatta perché sì. Perché mi davi consigli ogni giorno, perché comunque non sapevo come affrontare la situazione. Ma infatti per questo sarà bello poi conoscerla, perché vabbè qualche retroscena gli dobbiamo dire. Tipo il GS. Diciamo che questa è una cosa che non scoprirete mai. Cos'è? Anzi, facciamo che... Allora è un acronimo GS, cosa può essere? Perfetto. Perfetto. Sì, provate ad indovinare nei commenti. Mi sto prestando a fare. No, no, se dico quella parola secondo me... No, però ci sta. Vai. Mi sto prestando a praticare il GS. Andiamo a mangiare. Poi andiamo a mangiare e passiamo quest'ultimo dell'anno insieme, Andrea, perché... Sì, perché oggi è 31. Sì, Andrea. Andiamo. Andrea, ti riporto nella tua amata Napoli. Andrea, siamo mezzavi. Andrea, ti sto portando in un posto che amiamo. Già lo vedo. Eccolo lì, da Francesco. Da che? Vediamo un po' quale panino prendere da Frank. Vabbè, ce n'è solo uno. Zio Frank 2.0. Andrea, non posso mangiare perché sta sempre lattoso. Grande video. Allora te lo faccio vedere. Eccolo. Zio Frank 2.0. Andrea, però mi devo far togliere. E tu? E io mi devo far togliere. No, tu fatti quello che ti fai di solo. Mi scordo se... Già sai. Big Black, Già sai quale panino. Pagliu panino preso. Questo è il mio. Questo è quello di Andrea. Vabbè, adesso vi facciamo vedere bene quello che ci siamo messi dentro. Cioè, a parte che io non me lo ricordo, però. Allora, ecco qua il primo panino. Vediamo subito. Ah, mamma mia, che bontà. Mamma mia. c'è della mamisa? Che cosa c'è qua dentro? Il mondo. Facciamo No, vabbè, tutto. c'è tipo banditos, cheddar, ketchup, maionese, provola. Niente di più. Mi arriva di più. Sta di tutto qua dentro, insomma. Andrea, dedicaci. Forza. Eh sì, il primo, il secondo e il terzo, perché il terzo? Si scorda, perché il quarto non lo vedremo mai. Mai. Ah, ma che muoversi? La cosiddetta capata. Godo. Vado col mio. Raga, bracciolo. Allora, io vi ripeto, veramente non lo so cosa c'è nel mio. Come avete visto, è il ragazzo che lavora qua dentro che, vabbè, ci ha riconosciuto perché ci vede da un sacco di tempo. Conoscono bene Andrea. Però in teoria dovrebbe essere questo. Non so, c'è Andrea, sono convinto che è tipo porcellino, maialino nero. No, sì, è salsiccia. Maialino nero, sì. No, sta particolarità. Non è hamburger Di maialino nero. No, maialino nero e Poi ci sta, vabbè, la porchetta, l'insalata, ketchup e maionese. Ah, e poi sotto, prosciutto. Tutto in corpo. Vabbè, vabbè, già lo conosco, pure io, è troppo buono. Andrea, che ne pensi di questo ultimo dell'anno con me? Non potevo passarlo con persona migliore.
ultimo dell'anno, stasera si festeggia. Mi raccomando, attenti alle dita, non sparate troppo io perché ci stanno veramente i cani che mi fanno tenerezza, non sparate troppo assai, veramente. Io comunque non l'ho finito. Io sì, Andrea. Fate un sacco, però poco santo. Un panini del genere secondo costa in America, No. meno 25. Che cavolo, frate, mi capite il cago c'è arato? A me la rignita è roba. Comunque mi sento di cagare, insomma. Innocenza? Sì. E allora? Apprestiamoci. Al GC. Stai dando troppi indizi, diciamo, per il GS. E poi non è la stessa cosa se tu dici mi appresto a fare il GS, non è la stessa cosa. Se dici invece mi appresto a fare, vedi, cioè proprio GS. C'è l'accompagnamento sia vocale che manuale. È fisico. Sì, e quindi. Buon anno. No, facciamo così, visto che questo è l'ultimo dell'anno, facciamo un piccolo recap insieme. Allora, il 2023 sicuramente lo ricorderò come l'anno in cui ci siamo conosciuti, più approfonditamente. Sì. Cioè, proprio l'anno. L'anno del Napoli. E infatti, dal punto di vista del Napoli ci siamo divertiti tanto. Il nostro primo scudetto, abbiamo visto, ci siamo conosciuti, ripeto. Io comunque ho ritrovato. Quello che avevi perso per la strada, quindi si è ricongiunto il filo rosso. Allora, io ricordo un video che fai sul tuo canale, che se non erro era il 2022, quindi l'anno scorso. In teoria l'anno più brutto della tua vita. Questo secondo me possiamo dire È l'anno più bello. Penso di sì. per diversi motivi. Sì. Ne abbiamo detti alcuni, ne abbiamo elencati. Pure con Alfredo, sono conosciuto quest'anno Alfredo che è un grande, il mio migliore amico, insieme anche a Giovanni. Alla fine lui c'è sempre stato pure per me quest'anno, come lo sei stato tu. Questo è un anno bello, dai, secondo me il tuo migliore. Può essere. Sì, penso quasi sicuramente penso di sì. Andrea, cambio di location e cambio di personaggi in quest'ultimo dell'anno. Già, Simo, ultimo dell'anno. Che ne pensi di quest'anno, Simo? Allora, quest'anno è andato bene, abbiamo dominato noi Napoli il settore YouTube e social. No, ma Simo, aspetta però. L'anno prossimo promettimi qualche cosa di più, qualcosa di importante del Napoli YouTube. L'anno prossimo prometto che porteremo, non dico tanto, una finale a casa, ok? Della YouTuber League. La porteremo a Che sia casa? la finalissima o che sia la finale per arrivare alla finalissima, va bene? Speriamo. Già, io sono convinto e voi siete convinti, scrivetelo qui sotto nei commenti. Secondo voi il Napoli dove arriverà quest'anno? Nel 2024? Andrea ti sta guardando. Andrea, non sei convinto tu? No, perché l'ultima partita ho fatto una prestazione pessima, posso dire. Però una partita su 10 si può sbagliare, dai. Mirko, insomma. Ah, facciamo la clip pure con lui. Mirko, ultimo dell'anno, pensieri a caldo su di me, di quest'anno. Il tuo top arriverà nel 2024. Andrea, lo finiamo qua questo video. Buon anno. Buon anno a tutti, buon anno Andrea. E you? Ciao! Lo sapevi? L'ultimo. Lo sapevi?